Oltre 82 miliardi e mezzo. È la cifra stimata come ammontare complessivo degli aumenti del costo dell'energia per imprese e famiglie italiane, 10 dei quali a carico della sola realtà veneta. Sono numeri davvero impressionanti, stimati nel più recente studio della CGIA, Associazione Artigiani di Mestre, terraferma veneziana. A fronte di questi numeri, il nuovo decreto aiuti del governo dovrebbe ammontare appunto ad oltre 82 miliardi di euro. Invece, per non incorrere nel fatidico scostamento di bilancio, arriverà al massimo a 13 miliardi. Pensare che 82,6, questo l'esatto ammontare in miliardi della cifra, corrisponde a circa la metà del PIL, il prodotto interno lordo del Veneto. Secondo l'Istat, l'Istituto di Statistica, il costo energetico complessivo per realtà produttive e nuclei familiari nel 2022 ammonterà a più di 207 miliardi, con un incremento rispetto al 2021 del 159%. Se a tale cifra nazionale vengono sottratti quasi 45 miliardi di sostegno erogati quest'anno dal governo Draghi, si arriva appunto a 82,6 miliardi. Se si vuole mettere in sicurezza il paese, osserva lo studio CGIA, entro la fine dell'anno bisognerà intervenire con almeno altri 39 miliardi, per i quali a questo punto non sarebbe improprio ricorrere al citato scostamento di bilancio, almeno per racimolare una ventina di miliardi, sempre e ovviamente con il benestare di Bruxelles, che dovrebbe allentare i vincoli normativi relativi agli aiuti di Stato. Con una spesa pubblica di circa 1.000 miliardi di euro all'anno, si chiede infine lo studio, non c'è la possibilità di racimolare il necessario, visto che per ristori, contributi e prestiti in occasione della pandemia lo Stato aveva stanziato oltre 180 miliardi di euro? Rischiamo che l'Unione Europea raggiunga l'accordo sul tetto al prezzo quando il gas non ci sarà più. Di conseguenza dobbiamo ricorrere subito allo scostamento di bilancio e ristorare famiglie e imprese con altri 15-20 miliardi di euro. È inimmaginabile che con una spesa pubblica annua di 1.000 miliardi non possiamo recuperarne qualche decina per salvare famiglie e imprese.